Ok, buongiorno, tutto bene? Mi sentite bene? Mi sentite bene? Ok, va bene. Ok, buongiorno carissimi. Possiamo iniziare il nostro culto adorando il nostro Dio. Siamo qua. Um aviso que não serve tanto, perché voi già sapete, stiamo con un problema con i bagni qua. Dobbiamo usare la sala giù, ok? Così c'è una sala che non è nostra in affitto, ma possiamo usare quella sala almeno nella giornata di oggi e domani penso che sistemeranno tutto il problema qua, ok? Il proprietario già è stato messo in moto in questa situazione per sistemare questo danno che è successo qua, ok? Non è colpa nostra, non preoccupatevi. Ok? Siamo qua per adorare il nostro Dio, siamo qua per glorificare a Lui. Tante volte domandiamo, ma perché una domenica? Perché siamo qua? È qua. È dove la Chiesa si raduna, dove stiamo come fratelli, come sorelle, come famiglia di Dio, per adorare il nostro Dio. Noi abbiamo bisogno di manifestare adorazione. Noi siamo nati per adorare. Così se noi non stiamo adorando, manca qualcosa dentro di noi. E perciò noi dobbiamo scegliere dove versare, dove inserire, dove camminare verso la vera adorazione. E la vera adorazione è a Dio. E perciò siamo qua oggi per adorare a Dio. Cantiamo, lodiamo. E dopo c'è un messaggio, c'è la predica. C'è qualcuno perfetto qua? Nessuno. Così il messaggio del Signore, la parola del Signore è per sfidarci a uscire di qua con qualcosa di nuovo nella nostra vita e una camminata di santificazione al Signore. E è questo che noi faremo questa mattina. Adoriamo, cantiamo, glorifichiamo a Dio e riconosciamo che Gesù è il nostro Signore, è il nostro Salvatore e che Cristo Gesù sia meritato di tutta la lode e l'adorazione. E dopo ascoltiamo questa parola e che la parola possa cambiare il nostro cuore. E dobbiamo avere un cuore completamente aperto alla parola del Signore. O problema è che tante volte noi siamo chiusi, e non fisicamente, ma al nostro cuore, la nostra mente. Ma quando lasciamo che o Signore ci guidi, o Signore parla con noi e si rivela a noi. E quando o Signore si rivela a noi, la sua potenza e la sua grandezza si manifestano. È quello che vogliamo vivere questa mattina. Adoriamo Lui. Preghiamo. Come sei arrivato questa mattina? Cosa stai portando? La tua offerta di vita? La tua consacrazione? Nosso Padre è prezioso, è bello e meraviglioso essere qui in mezzo alla tua Chiesa in adorazione. È prezioso, Padre, è meraviglioso, sapendo che tu stai ricevendo questa lode. Tu sei il nostro Dio e tu meriti. O quanto è prezioso, Padre, sapere che io, na creazione tua, posso adorarti. Tu, grande Creatore. Noi esistiamo perché tu hai deciso. Tu hai avuto un sogno per noi, un progetto nella nostra vita. E se noi esistiamo qua è perché tu ci hai fatto, Padre. Tu ci hai creato. E ci hai fatto in modo meraviglioso. Noi siamo unici. Io sono unico. E nonostante la grandezza di questo universo, il tuo sguardo verso di me è unico. Grazie, Padre, perché tu mi ami. E tu hai dato tuo figlio Gesù per essere il sacrificio al posto mio. E adesso, Padre, la gratitudine, la mia risposta è adorarti. Grazie. Grazie perché tu mi hai dato questo popolo, questa gente. E assieme siamo liberi, sono libero per te. Nel nome di Gesù, questo culto è per te. Amen, Signore. Amen? Amen, Chiesa? Amém. Possiamo stare in piedi? Já hai dato un abbraccio, un saluto alla persona al tuo fianco? E se tu non conosci, come ti chiami, da dove sei?
piacere, io mi chiamo, esce dal tuo posto, che noi possiamo essere molto più accoglienti, che noi possiamo ricevere le persone con un abbraccio, con un sorriso, e noi vogliamo adorare il nostro Dio con questa gioia, con questa allegria. Adoriamo, cantiamo, offriamo questo momento di lode e adorazione al nostro Dio, perché Lui merita, amen? Ok, 3, 2, 1, è con voi. Amen, lodiamo il nome del Signore. Colui che ha per noi un amore grande, grande è il nostro Dio, amen? Lodiamo il nome del Signore questa mattina insieme. Testo. Grazie. Andiamo. Chi vince il buio ed è peccato, e cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Alleluia. Che scuote tutto, il mondo intero, che ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, Perché? perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Andiamo. Chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, chi guida il mondo con la giustizia, e con splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la sua vita, perché? Perché io fossi libero. Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnello di Dio, Insieme. degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno, degno, degno sei, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, lui ha dato la sua vita, perché? Perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Proviamo ancora solo la chiesa. Vai. Degno di Dio. Solo voi. Più forte. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno, degno, degno sei, questa è la grazia tua,
libertà in Cristo. Abbiamo la libertà per lodarlo, per ringraziarlo, per ricevere questo amore che è immenso, è enorme, grande e non c'è un altro uguale a Lui. Amen? Lodiamo il nome del Signore. E nulla ci separerà dell'amore di Dio. Amen? Anche se mi agiterò, il tuo amor non sbaglia. Alleluia. Anche senza merito, la grazia si riverserà su me, il tuo amor non sbaglia. Lo stesso da sempre, il tuo amore
messo no sbaglio il nostro Signore. Lui sa, è nel controllo di tutte le cose. E noi lo amiamo per questo, lo amiamo perché Lui ci ha amato per primo, amen? E laddove noi siamo fiacchi, noi siamo deboli, il Signore ci fa forti, perché Lui dice: venite da me e io vi darò riposo, venite da me che io rinnovo le tue forze. Ed il Signore ci chiama alla sua presenza, il Signore ci chiama alla sua volontà. Tramite la sua parola, tramite il suo Spirito Santo, noi viviamo nella volontà del Signore e abbiamo le nostre forze rinnovate. E voleremo come delle aquile, come dice la parola del Signore. Amen? Lodiamo il nome del Signore. Il tuo amore è intravolgente, Signore. Il tuo amore è al di là di tutto ciò che noi possiamo immaginare, pensare. Perché nonostante noi non siamo fedeli, Signore, abbiamo le nostre vite in peccato, Signore, abbiamo le nostre vite deboli davanti a te. Il tuo amore verso di noi è molto di più di quello che noi possiamo superare, immaginare, Signore. E non parlavo mai, tu cantavi su di me. Ecco quanto buono sei con me. E non vivevo mai, tu soffiavi vita in me. Ecco quanto buono sei con me. Oh, il travolgente, infinita audace amore tuo, lascia ancora le 99 per cercare me. Non l'ho meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, intravolgente, infinito, audace amore tuo. Lottavi per me quando ero nemico tuo. Ecco quanto buono sei con me. Pagavi per me quando ero immeritevole. Ecco quanto buono sei con me. Oh, intravolgente, infinito, audace amore tu, lascia ancora le 99 per cercare me. Non l'ho meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, intravolgente, infinito, audace amore tuo. Illumina ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scaccia ogni menzogna per raggiungermi. Illumina ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi.
Tu sei santo. È quello che la tua volontà è che noi riusciamo ad arrivare alla tua santità, oh Padre. E noi ti chiediamo che tu possa rinnovarci nella nostra fede, rinnovarci, Signore, con il tuo Spirito Santo ogni giorno, affinché noi possiamo ad arrivare, Signore, alla tua volontà, Signore, quello che tu hai per me.
Lodato sia il tuo nome, Signore. Ricevi la nostra adorazione, Signore, fa tramite il tuo Spirito Santo trasformazioni di vita questa mattina, Signore. E in nome di Gesù ti lodiamo, ti ringraziamo e ti diamo gloria ed onore a te. Amen e amen. Potete sedervi. Tu sei innalzato, tu sei santo, santo. E che privilegio che noi abbiamo di stare cantando, adorando l'unico Dio, vero Dio che è santo. E non so come sarà in cielo questa adorazione ao Signore, eu non lo so. Ma eu penso que será meraviglioso noi stare davanti a Dio e cantando santo, santo, santo. È stata una bellissima esperienza finora in questo culto di adorare il nostro Dio. Ci sono le cose che nella nostra mente sempre sono registrate. Questo culto che sia di una vera adorazione al nostro Dio. Amém, Chiesa? Prima di predicare, ieri ho vissuto qua un'esperienza bellissima in Chiesa. Sono arrivato qua verso alle 15 e c'era un gruppo di fratelli e sorelle che arrivavano qua. Io stavo guardando. Hanno preso tanti sacchi, borse, scatole di portare le famiglie qua a Villorba. Cari, questa immagine non esce dalla nostra mente, una chiesa che sta servendo agli altri e contribuendo a una edificazione degli altri. E che noi possiamo continuare a vivere questa esperienza. Sono più di 40 famiglie, no? È una ricchezza. E non so se avete visto o messaggio che abbiamo inviato ieri sera, una sorella ha inviato un messaggio, pastore, abbiamo bisogno di zucchero, abbiamo bisogno di caffè. Você está crescendo com esse processo. Ieri sera ho ricevuto un messaggio di una persona che è responsabile del banco alimentare. Io non ho parlato niente con questa persona. È questo santo che noi adoriamo. Hai visto la necessità e ci ha inserito in questa storia. È il nostro Dio dei miracoli. Tu credi che Dio fa dei miracoli? Ok, e se tu vuoi servire in questa area, per favore, c'è Isabella qua e ci sono gli altri che stanno servindo in questa area. È prezioso entrare nelle case delle famiglie e parlare dell'amore di Dio e aiutare. Questa è una gioia. Io penso che quando torniamo a casa è una ricchezza. Ok, Chiesa? Amém? Adesso parleremo di un argomento molto interessante. Qual è il titolo lá, Matteo? Se o mundo vi odia, sapete bene, odiate a me. Chi di qua piace essere odiati? È una promessa. È una promessa che noi vogliamo mettere da parte, no? Ah, pastore, essere odiati è una promessa. Se o mondo vi odia, calma, hanno odiato anche a me, così anche odieranno anche a te. Essere odiati è una promessa e tante volte noi facciamo le cose per essere simpatici, essere graditi a tutti. Calma, la vita cristiana non è così. L'odio fa parte. E odio è quello senso che io sempre dico, amare di meno. Ossia, è una manifestazione di qualcosa di abbandono, di allontanarsi. E è questo che il mondo fa con i cristiani. E è questo che noi dobbiamo imparare. E quando eu parlo del mondo, eu não parlo do mundo fuori della Chiesa. É a mentalidade do mundo. Que tante volte dentro della nostra comunità, dentro della nostra storia, ci sono le persone con la mentalità di questo mondo. Ossia, persone che odiano. Non possiamo vivere questa esperienza, perché fa parte del mondo. E è questo che Gesù ci insegna. Leggiamo Giovanni 15, 18 a 25. Se o mundo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, io vi ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi.
Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se fosse venuto e non avesse parlato, loro non avrebbero colpa. Ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avesse fatto tra di loro le opere che nessuno altro ha mai fatte, non avrebbero colpa. Ma ora le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo è venuto affinché si adempisse la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza motivo. Nostro Padre, vogliamo camminare nella Tua parola e lo Spirito Santo ci guidi. La Tua parola che sia autorità nella nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Sappiamo che il mondo ci odia, il mondo odia la nostra fede. Perché? Perché la nostra fede provoca che cosa? Un contrasto. Ossia, noi crediamo un nuovo stile di vita, noi crediamo una nuova storia e c'è un mondo che reagisce contro quello che è cambiato la nostra storia. Quanti di noi siamo stati perseguitati in famiglia? Quanti di noi siamo stati perseguitati per abbiamo avuto una storia con Cristo Gesù? Quanti di noi abbiamo sofferto una persecuzione per avere una esperienza chiara con Cristo? Quanti di noi abbiamo vissuto una persecuzione anche in lavoro perché noi abbiamo deciso di non essere corrotti, non accettare queste certe situazioni e lì c'è la persecuzione. Perciò quando eu me aprofundo ancora in una vita con Cristo, eu comincio a scoprire che o ódio fa parte della natura umana. Quanto più vicino a Cristo, più il rifiuto delle persone verso noi. Perciò noi saremo perseguitati e anche odiati. Perciò se un cristiano non è odiato in questo mondo, è perché la sua vita sta diventando tiepida spiritualmente o la sua vita sta cominciando a essere simile a degli altri. Perciò quando c'è un termômetro di persecuzione per la mia fede, un termômetro di essere odiato per quello che io credo, significa che eu estou avendo una camminata più forte con Cristo Gesù. Perciò che il mondo non significa fuori della struttura chiesa, ma è una mentalità delle persone che non accettano il principio di una camminata con Cristo. Perciò che eu vorrei dividere il messaggio oggi in due punti. Quando c'è il mio atteggiamento di odio, quando a minha mentalidade é ancora del mundo, e quando c'è un mio atteggiamento di cristiano, quando eu comincio a subire l'odio degli altri. Perché io posso odiare qualcuno o no? Tu já hai desprezzato qualcuno o no? Tu já hai amato di meno qualcuno o no? E è questo il senso dell'odio. Cristo mi ha insegnato a amare a ponto di dare la mia propria vita. Se eu não sono pronto ad amare e dar la mia propria vita, eu comincio a entrare in una mentalità del mondo molto pericolosa. E é o mundo che comincia a entrare nella mia mente. Perciò questo atteggiamento mio in odiare è molto pericoloso. Quando la mia volontà è confrontata, esiste dentro di me quello senso di rabbia. Qualcuno já ti ha confrontato nella tua vita cristiana con la parola di Dio e tu hai rifiutato? Qualcuno já te ha confrontato com o tuo comportamento que não é basato sulla parola de Dio e tu hai cominciato a rifiutare quella persona? È una manifestazione di una mentalità ancora umana, di odio della natura umana. Perciò la mentalità del mondo, che cos'è? È egoista, noi siamo così nella nostra natura umana, è egoista, è narcisista, è troppo umana, glória personale, è un riconoscimento personale e quando questo è confrontato con la mentalità di Cristo, provoca un conflitto. Perciò scatta un odio perché offende il mio principio umano. La mentalità del mondo è piena di guardare a noi stessi. La mentalità del mondo è questa, io guardo a me. Se não é a minha vontade, se não é o meu desidério, se não é eu estou provocando com esse senso um ódio verso quando c'è o princípio de Cristo. Perciò che nós siamo, eu sempre uso questa espressione, nós siamo bambini maleducati. Se não é de acordo com como eu penso, que coisa fa um bambino maleducato? Que coisa fa um bambino maleducato? Grida,
comincia a manifestare qualcosa bruttissima. E noi siamo così, perché noi manifestiamo questo odio quando le cose non sono come mi piacciono. Noi cominciamo a essere maleducati, noi cominciamo a odiare e noi non percepiamo. Perciò questa rabbia che noi facciamo dentro di noi cominciamo a creare danni dove c'è la persona di Cristo. Perciò è molto pericoloso quando la mia mente ancora non è stata trasformata da Cristo. Noi manifestiamo odio. E questa mentalità di odio è molto pericolosa. Una persona com amarezza è una persona molto pericolosa. Amarezza e odio hanno una bella amicizia. Vanno a prendere un caffè al bar, fanno le passeggiate in tanti posti, hanno tante situazioni assieme. Odio e amarezza creano un'amicizia molto fortissima. Perché quando una persona c'ha l'amarezza, comincia a manifestare odio. Perché non ama. E questo amare di meno è un odio che comincia a ferire. E questo è il comportamento di una persona. Amarezza nel cuore di una persona produce odio. Provérbio 18:1. Che cosa dice lì? Chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione. E che cosa fa questa persona che si separa dagli altri? Perché sta cercando la sua propria soddisfazione, sta cercando il suo proprio egoismo, sta cercando di vivere la sua propria storia. La Bibbia dice, chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione. Ma non finisce lì. E che cosa succede? E si irrita contro tutto ciò che è giusto. Tu já percebi quando una persona esce de um grupo, comincia a criticare? Perché è irritata com tudo aquilo que é justo. É um texto bíblico. Ah, a minha história é diversa. É um texto bíblico. Ah, mas eu penso... É um texto bíblico. É a autoridade da parola que me ensina, que me spiega, que quando eu me allontano de questa comunità, estou pensando nella minha soddisfazione e eu comincio a irritar-me contra questa comunità, perché questo per me não va bene. La mia mentalità del mondo entra in contrasto con la mentalità di Cristo e perciò provoca in me questo odio verso quello che è giusto. Perciò chi odia non ama e sta sbagliando di grosso, sta distruggendo la propria vita perché il suo rapporto con Dio è finito. Una persona com amarezza, una persona che sta vivendo questa esperienza, il rapporto con Dio è crollato. Non c'è intimità con il Signore perché Dio ama. E nós dobbiamo ritornare a quel princípio di Cristo, abbiamo parlato settimana scorsa, la mentalità di Cristo è essere servo. Eu não posso decidere pensando em mim, eu sono un servo. E o servo fa tutto quello che il suo padrone comanda. Romani 12:3. Pela grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Eu devo sapere i miei limiti, eu devo sapere la mia posizione, eu devo sapere che sono un servo. Eu não posso desiderare qualcosa per me umanamente più alta. Eu não posso considerar-me superiore agli altri. Eu sono un servo. Perciò eu não posso avere un concetto più alto di quello che devo avere. Perciò eu devo avere veramente un desiderio profondo per le cose che sono eterne. Colossensi 3:1-3. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, se veramente sei convertito, cercate le cose da dove? Le cose eterne, di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate, desiderate, volete le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Poiché voi moriste della vostra vita e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Stiamo vivendo un periodo molto difficile in questo mondo, no? Abbiamo adesso ideologia di destra, ideologia di sinistra. Cari, tutte queste ideologie finiscono. Eu não devo estar litigando pela ideologia de destra ou de sinistra. Eu sou um cristiano que estou cercando le cose eterne. E o princípio eterno é molto più alto di essere di destra ou di sinistra. E noi tante volte litighiamo, perché questa è di sinistra, perché questa è di destra, perché la Meloni è così, perché l'altra è così. Noi stiamo cercando il principio eterno. Io devo cercare le cose eterne. Io devo vedere le cose eterne, che tutto questo qua sono spazzatura. E tante volte noi cominciamo a dare più valore alla spazzatura di quello che veramente ha valore. Perché questa è la mentalità del mondo.
E quando tinha questa mentalità del mondo, io comincio a odiare quello che è eterno. Perciò Paolo sta dicendo qua, cercate le cose eterne, tu già sei morto in Cristo. Quando noi riconosciamo i nostri limiti, quando noi riconosciamo che siamo servi, io comincio a vedere le cose che sono per eternità. E è lì che io devo vivere la mia storia. Le cose che non finiranno mai, non le cose che tra poco finiscono. Perciò la mia mentalità del mondo non può avere sopravvento nella mia vita. E qua io devo cambiare l'odio per la parola che si chiama amore. Colossensi 3, 13, 15. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche. Ossia, se qualcuno ha fatto qualcosa con me, Dio mi ha perdonato. Adesso io devo perdonare. Al di sopra di tutte queste cose, che cosa devo fare? Vestitevi di che cosa? La decisione da amare è mia. Io devo sostituire questo egoismo, questa manifestazione di odio, questa rabbia, questa amarezza per una decisione unica, amare. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore che è questo vincolo di perfezione. E la pace di Cristo, la conseguenza di amare che cos'è? E la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, reina nel vostro corpo. Se c'è odio, se c'è amarezza, se c'è dolore, è perché ho dimenticato il principio d'amare. E questo amare qua è che io devo prendere nella mia vita. Io devo decidere di amare. C'è qualche fratello o sorella che ti hanno fatto qualche torto? Sicuramente. Che cosa deve fare con questa persona? Che cosa deve fare com questa persona? Só uma coisa, amare. E quando eu amo, c'è pace. Quando eu amo, restabilisce la mia comunione con il Signore. Ma la decisione di amare è mia. Se eu não permetto questa decisione di amare mia, sto dando spazio alla mentalità del vecchio Caio, della natura dell'odio, perché io sono il centro, io non amo. E odiare é amare di meno. Perciò l'Apostolo Paulo sta insegnando questo principio, che veramente l'odio è una cosa molto pericolosa nella mia vita. La mia tendenza è odiare. Ma Cristo mi ha insegnato, calma, Caio, ama, e la pace inunderà la tua storia, la tua vita, e dove tu sei. Io só posso essere un solo corpo no momento che io amo. Io só posso amare se lo Spirito Santo è nella mia vita. Abbiamo parlato settimana scorsa. Perché lo Spirito Santo è Dio e Dio è amore. E quando ce l'ho lo Spirito Santo io amo. E è questo amore che deve inundare la mia vita, altrimenti è l'odio. Non posso fare l'altra cosa. E adesso entriamo no secondo punto. E o meu atteggiamento per essere odiato. E qua, carissimi, è quello che vogliamo camminare un po' di più oggi. Eu devo avere um atteggiamento dove la gente mi odia. Quanto più vicino a Cristo, più odio eu soffrirò. Perciò che tante volte tanti cristiani non resistono nella vita cristiana, perché non riescono a sentirsi odiati. Quanti pastori hanno abbandonato il ministero perché non hanno resistito l'odio degli altri? Quanti pastori hanno abbandonato anche la fede perché non hanno sopportato l'odio? Quanti cristiani hanno creato una idea di una vita cristiana e non hanno resistito perché l'odio è venuto? E noi dobbiamo sapere che questa è una promessa. Io devo resistere, ma è lì che io devo manifestare un essere un cristiano. Quando noi serviamo il Signore, io non posso desiderare di essere riconosciuto, di essere abbracciato, di essere amato. No! Quando sto servindo a Cristo, eu devo sapere che la consequência sarà quale? Odio. Ah, pastore, è così. È questo che Cristo mi insegnò. Ossia, quanto di più eu estou servindo ao Signore, più cresce quello sentimento di odio della gente verso di me. Perché hanno ancora la mentalità del mondo. Perché la gente non riesce a distinguere. Perciò dentro della chiesa, fuori dalla chiesa non importa. Le persone vivono ancora questa mentalità.
Mas eu não posso abandonar o meu serviço a Cristo. Jesus predicava e a gente andava via. Jesus ensinava e loro abandonavano Gesù. Gesù una volta è rimasto da solo e anche i suoi discepoli lo hanno abbandonato perché lui predicava o princípio. Se o mundo vi odia, questo testo qua che abbiamo letto prima, se o mundo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato a me, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perché o mundo vi odia. Questa è la vita cristiana. Vivere con Gesù provoca ódio nella mentalità del mondo. E quando sofremos ódio, non è per un ódio per me. O ódio è contro chi? E qua che Cristo ha detto. Hanno odiato non a me, hanno odiato il Padre. Quando la gente ti odia, non stanno odiando a te, stanno odiando Dio. Perché quello che sto facendo è perché Dio mi ha chiamato da fare. Quello che sto insegnando è perché Dio mi ha insegnato da fare. È Lui che mi ha insegnato. Perciò sto manifestando tutto il principio di Cristo. E la gente quando comincia a odiarmi non sta odiando a Caio, sta odiando Dio. Perciò la gente quando sta litigando contro la opera di qua nella chiesa o contro qualcuno non è contro me, è contro Dio. Perché loro non hanno odiato solo Gesù, era o Padre. Perché l'odio è verso quello che ti ha chiamato a servire, versetto 23. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Tu já percepito che quando tu sei stato resistente a una opera di Dio, tu sei resistente a Dio? Tu já percepito che quando tu hai cominciato a criticare un fratello, una sorella che stanno servindo al Signore, tu stai criticando Dio. Perciò io devo sapere che questo odio verso di me non è contro me, perché io sto facendo la opera del Signore, è contro Dio. Io devo avere questa maturità spirituale di continuare a servire il Signore con libertà e fare ancora di più, perché la gente sta criticando Dio, non a me. E perciò che subiscono le conseguenze. O mundo vuole distruggere la opera di Dio. O mundo vuole distruggere il cristianesimo. Non è la tua vita, non è questa chiesa. Perciò la gente vuole criticare e odiare, non questa chiesa, non la tua vita, è Dio. Perché la opera di Dio è luce. E luce quando penetra nelle tenebre provoca questa ira. Perché l'odio non è solo contro la persona, è contro Dio. L'odio separa l'unità. Perciò che Paolo ci ha insegnato, ama. E quando io amo, io mi unisco. Quando io odio, io mi separo. Quando io amo, sto facendo quello che il Signore ha desiderato. Quando io sto vivendo il servizio del Signore, è lì che io sopporto più pressioni. Secondo Timoteo 3,12, che cosa dice? Del resto, tutto quello che voglio vivere piamente in Cristo Gesù saranno abbracciati, amati, riconosciuti. Sì o no? Che cosa dice la parola? Tu vai essere perseguitato? Rimane seduto a casa tua. Só che a casa tua, tu non viverai nessuna esperienza con il Signore e non gradirai il Signore. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù, è la promessa del Signore. Noi saremo perseguitati. E ringrazia Dio quando sareste perseguitati. Ringrazia Dio. Perché Gesù ti ha dato questa sfida di vivere come Lui. Filipensi 1,29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma di soffrire per Lui. È la grazia, non solamente di credere in Lui, ma la grazia anche di soffrire per Lui. Tu já sei tornato a casa una domenica, un sabato, un giovedì, un mercoledì, gioioso perché sei stato perseguitato per quello che tu hai fatto per il Signore? Di essere odiato per quello che tu hai fatto per il Signore? Io sto vivendo quello che Cristo mi ha chiamato. Adesso tutto quello che Cristo subì, sto soffrendo. E questa è la promessa di Cristo. Perciò che la luce denuncia le opere delle tenebre.
Io sarò odiato perché la luce comincia a denunciare le opere delle tenebre. Perciò noi saremo odiati perché con la luce starò rivelando alle persone le opere delle tenebre. E la gente rifiuta questo, ma non sta rifiutando a noi, sta rifiutando la parola. Proverbi 9, 7 e 9. Chi corregge lo stolto si attira insulti. Chi riprende l'empio riceve affronto. Istruisce o saggio e diventerà più saggio che mai. Insegna o giusto e accrescerà le sue opere. Tu já hai confrontato un fratello della fede e questa persona ti ha rifiutato o no? Cara, è un stolto. Ma noi dobbiamo stare in silenzio o continuare a riprendere e a correggere? Ah, io non mi coinvolgo più. Adesso lascia. Io abbandono. Non è così. Tu sei luce. Tu sei luce. Devi continuare come luce a rivelare le opere delle tenebre. Ma se lui è stolto, il problema è suo. Se lui è saggio, io avrò un amico. Ma il problema è dell'altra persona. Ma io sarò odiato e devo essere pronto a continuare a essere odiato perché come luce sto denunciando le opere delle tenebre. Perciò quando facciamo le opere della luce, la mente mundana si offende. Perché si offendono? Perché la mente è ancora del mondo. Ma come siamo in Cristo come luce, dobbiamo continuare a rivelare la luce. E la luce denuncia le opere delle tenebre. Quando noi perdoniamo, o mundo ti odia. Quando noi caminhamos insieme, o mundo ti odia. Quando noi perdoniamo uma pessoa que é litigado, o mundo te odia. Quando nós serviamo agli altri, o mundo te odia. Quando nós produziamo fruto spirituale, frutti che frutificano, o mundo te odia. Perciò quando la Chiesa, la nostra vita si muove in santità, in trasformazione, o mundo odia. E è questo il risultato, ma io non posso abbandonare questo. Perché Cristo ha detto, hanno odiato a me, odieranno anche a voi. E non dimenticare, non stanno odiando a me, hanno odiato os padri. Gesù ci fa vedere che l'eternità è lì il momento più prezioso. E noi dobbiamo essere saldi, fortificati e avere quella grinta di continuare a subire le persecuzioni e l'odio. Io non torno indietro. Io non abbandono la chiamata do Signore. Io sono la luce per continuare a affrontare le opere delle tenebre. Matteo 5, 10, 12. Qual è la prima parola? Qual è la prima parola? Chi sarà beato? Por quale motivo? Qual è la promessa? Beati perseguitati per il motivo della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Versetto 11. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Che cosa dice il versetto 12? Rallegratevi, giubilatevi, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Tu já sei tornato a casa felice e contente perché qualcuno ti ha odiato e ti ha perseguitato? È questo che il Signore ci insegna. È quella mentalità di Cristo che deve entrare nella mia vita. Perciò che abbiamo parlato domenica scorsa, avete la mente di Cristo. È diversa dalla mente mia e dalla mente del mondo. La mente di Cristo gioisce no momento di un odio e di persecuzione, perché sto vivendo l'esperienza con Cristo. Perciò questa è la nostra responsabilità, la nostra missione è combattere e portare a gente a un incontro personale con Cristo, ma questo crea un conflitto. Io devo togliere la gente dalla falsa sicurezza, io devo togliere la gente dalla loro autogiustificazione, io devo togliere la gente del peccato, ma questo crea odio, ma io non posso abbandonare questa responsabilità. Io devo sapere che la gente sta morendo, ma io devo andare là a pescare, a prendere queste persone, a portare na celebrazione, a gridare santo, santo è il Signore.
Perciò quando noi affermiamo che una persona si sente giusta, si sente superiore agli altri, io devo dire, basta, questo è un inganno, ma tu sarai odiato. E quando la gente comincia a immaginare che non vuole più rendere conto della sua vita, io devo dire, calma, tu devi morire per Cristo. Tu devi abbandonarti a se stesso, tu sarai odiato. Ma è lì che io devo entrare per trasformare la gente. Noi saremo odiati. Gesù fu odiato senza motivo. Anch'io sarò odiato senza motivo. Ma io non posso abbandonare questa chiamata del Signore. Essere perseguitati e essere odiati è una promessa per i figli che vivono nella luce. Io non devo cercare abbraccio e essere amati dalla gente. C'è qualcosa sbagliato nella mia mentalità. Io devo cercare di adempiere la volontà di Cristo, con la mente di Cristo. Tu sei la luce, inunda questo Cristo. Perciò io devo imparare a guardare le persone che soffrono e non portare dentro di me la stessa amarezza che loro stanno portando verso di me. Gesù era odiato, ma che cosa lui ha deciso? Di morire per quelle persone. Gesù era odiato e perseguitato per quelle persone, ma ha deciso di andare verso la croce. Gesù amò. Io, manifestando la luce, manifestando il principio di Cristo, sarò odiato. Ma questo significa che io devo continuare a amare e continuare a servire Cristo e anche a essere sacrificato per quella persona. È questa la mentalità di Cristo. Saremo odiati e ringrazia il Signore. Saremo perseguitati e giubila e canta al Signore. E cominci a fare una festa per il Signore per questo. È una promessa. O tu vuoi togliere questa promessa della parola del Signore? Io non vorrei, perché è lì che si vede la perseveranza e la costanza. Preghiamo? Quando leggiamo questa storia di un odio, ricordiamo di Giuseppe. In Egitto era odiato, ma dopo ha abbracciato i suoi fratelli e ha sostenuto e ha servito i suoi fratelli. Ricordiamo che la parola dice che io devo amare i miei nemici. Sono le persone che hanno la mentalità del mondo. Eu devo amare. E amare non è teoria, è in modo pratico. Eu não posso amare di meno a nessuno. Eu não posso odiare a nessuno. Perché sto amando di meno a Cristo, a Dio Padre, e odiando a Cristo e a Dio Padre. Eu devo continuare in questa luce, a proclamare la luce che rivela. Nosso Padre, è la tua parola. È una parola tante volte dura per noi. Ma quando Cristo Gesù predicava, la gente lo abbandonava, ma lui non si ha smesso di predicare, ha continuato, perseverante. E quella gente che lo ha criticato, lo ha ucciso, lui era pronto in quella croce per morire per questa gente. È amore. È un grande amore. Che questo amore di Cristo possa insegnarci a continuare a amare la gente, manifestando la luce e rivelando le opere delle tenebre. Saremo odiati, saremo perseguitati. E lì dobbiamo giubilare e ringraziare, perché è un privilegio per noi. Nosso Padre, che questa Chiesa possa continuare a essere luce, inondare questa regione, questa Treviso, questa Villorba, questo Veneto, questa Italia di luce, denunciando le opere della tenebre.
Siamo stati chiamati a manifestare i frutti spirituali per distruggere le opere delle tenebre. Grazie, Padre. Grazie, Padre, perché tu mi hai tolto di questo mondo e mi hai inserito in un posto, in un luogo dove io posso proclamare le tue virtù. Umanamente è molto difficile, ma in Cristo io posso sopportare tutto e resistere e continuare, oh Padre, a proclamare le tue virtù. Abbiamo cantato qua questa bellissima canzone, Santo, Santo, Santo. Ma che non sia solo qua. Ovunque sia, dobbiamo fare vedere al mondo che questo Dio che è santo è questo Dio che vuole trasformare la mentalità di questo mondo. Nel nome di Gesù, benedici la tua Chiesa per essere costanti e perseveranti in mezzo alle persecuzioni e all'odio. E che la nostra risposta sia solo una: d'amare e soffrire. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Já parlato com a pessoa no teu fianco? Sei pronta para essere odiata? Sei pronta para essere odiata? Preparatevi, perché sarà ancora di peggio. Sei pronta per essere odiata? Ma non stia in silenzio davanti a questa luce. Amen, Chiesa? Amen? Ok, perché siete seduti. Dobbiamo adesso cantare e lodare il nostro Dio. Quale canzone? Questa è la grazia? Tua? Sua di Dio. Cantiamo questa canzone. Tutti seduti ancora? Siete stanchi oggi? Ok, in piedi. Momento di offerta, le decima. È la parola del Signore che ci parla delle decima, non è mia, è del Signore. Ok? E faremo questo momento di consacrazione al Signore. Ok? E questa è libertà, perché tutto appartiene al Signore. Cantiamo, lodiamo, offriamo e facciamo questo con gioia, perché il Signore è qua con noi, in mezzo a noi. Ok? Ciò che hai fatto in me, che spazza via la confusione, che ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, che guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore,
ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno, degno, degno sei, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Grazie Padre per questo momento di offerta, grazie per le decime, per tutte le persone che hanno offerto oggi per la Chiesa, Signore. Benedici tutti noi, benedici questa giornata, per tutte le mamme, Padre. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto, per quello che farai, per quello che sei e per quello che fai per questa Chiesa ogni giorno, Padre. Te ne siamo veramente grati. Benedici ognuno di noi, benedici questa giornata, che noi possiamo essere guidati da te e possiamo essere luce ovunque noi possiamo andare, dove andremo, Signore. Guidaci in questa nuova settimana che arriverà, Padre, e proteggi tutte queste persone, Padre. Ti ringrazio ancora nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Cari, per noi c'è un momento di gioia adesso. Quest'anno sta molto interessante, quest'anno tanti matrimoni. E já abbiamo celebrato 2 settimane fa uno, próximo mese c'è un altro matrimonio, e dopo a setembro l'altro matrimonio, a giugno l'altro matrimonio, e questa settimana, Mafisa, Giampiero, venite qua. Sono state sposate questa settimana e hanno chiesto di essere benedetti qua dal Signore. Potete venire qua davanti? Sì, qua sopra, vieni. Sì, esatto. E matrimônio è una ricchezza, perché quando si decide di camminare assieme a una persona, venite qua, sì. Ok. È una bella storia. Adesso dovete imparare a camminare assieme e vi conoscendo. Ho letto questa settimana una frase: quando ci sposiamo è lì che noi cominciamo veramente a conoscere la persona al nostro fianco. È lì che dobbiamo imparare a amare. Perché prima era tutto leggero, tranquillo, ma adesso inizia una nuova storia. E se non c'è il Signore, o matrimônio non resiste. Così noi vogliamo adesso pregare per voi e che le benedizioni di Dio siano sulla vostra vita e questa nuova storia. Ok? Possiamo stare in piedi? Possiamo pregare per loro? Nosso Padre, vogliamo in questo momento pregare, benedire questa coppia. Hanno deciso di una camminata assieme. Hanno deciso, Padre, di tornare pubblico il loro matrimonio. Hanno deciso, Padre, davanti a noi stati e anche davanti a te, di che questo matrimonio sia riconosciuto e che adesso, Padre, le tue benedizioni spirituali siano con loro. Guida, Padre, loro in questa nuova storia e fortificalo, Padre. Ti ringrazio, Padre, perché tu sei un Dio che ha grazia, misericordia, amore e compassione, e che questo succeda in mezzo a loro. Le tue benedizioni siano per sempre. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém.
Io vorrei ok. Vorrei darvi una parola del Signore, ok? La Bibbia. E serve sì, perché qua questa parola c'è la ricchezza di come mantenere un matrimonio. Ok? Perché se non mettete in pratica questa parola nella vostra vita di matrimonio, è una crisi. Ma se mettete in pratica, sarà una grande gioia. Lascia l'uomo, che la responsabilità è tua. Ok? Che Dio vi benedica. Ok. Loro adesso aspettano tutta la chiesa, il ristorante qua vicino, no? Loro ci offrono tutto questo. Ok, Dio vi benedica. Ok, potete ricevere saluti là sulla porta, ok? Ok, potete accomodarvi. Ok, le avvisi? Ci sono le avvisi? HP Kids, ok? Ok, voglio lavorare con i bambini, abbiamo un bellissimo gruppo di monitori, ok? Ma se volete aggiungere potete parlare con i responsabili. L'altro avviso. Incontro delle donne, questo sarà a Belluno 7 di giugno, ok? Le donne, prendete quello giorno, lasciate i figli con i vostri mariti e andate a Belluno a questo incontro delle donne che sarà il 7 di giugno. Emanuela Preta è una persona molto competente e brava. Pastor Wander è stato con noi un anno fa, chi si ricorda? Lui ha predicato per i giovani anche nel culto e sarà con noi non questa settimana, la prossima. Cari, è per tutta la Chiesa. Così venerdì è per i genitori e i figli. Ok? È una persona molto competente, c'è una formazione anche nell'area psicologica e sarà con noi qua venerdì sera alle ore 20, ok? E è per tutta la famiglia. Ah, va solo i genitori, i figli rimangono a casa. No, no, è per tutta la famiglia, ok? Così lui parlerà qua e sarà molto importante la vostra presenza. 24 è per i giovani, ok? Alle ore 18:30, a Gamove. E domenica sarà con noi al culto mattino, ok? Così potete invitare i vostri amici, i vostri nemici. E è un grande momento di evangelizzazione, di portare anche vicino di casa. E tante famiglie hanno bisogno di ascoltare una parola del Signore sul senso di famiglia, ok? Così adesso le giornate sono più lunghe, 23, 24 e 25 di maggio. Ok? L'altro avviso? Ok, Ministero Sociale abbiamo parlato prima. Carissimo, abbiamo inviato di richiesta e anche abbiamo bisogno di manodopera. Sono grande famiglia, ok? Meraviglioso ieri, possiamo continuare questo servizio di portare la parola del Signore anche, ok? Va bene? L'altro avviso? Finito. Oggi a Padova, se qualcuno piace cantare, suonare, venite con me. Abbiamo 3 posti in macchina, ok? Perché oggi a Padova abbiamo bisogno della parte musicale e continuate a servire il Signore con gioia e con allegria, ok? Amen, Chiesa? Ok? Buona domenica a tutti. Ciao.